In quell'anno lì io feci anche un curioso film di Giorgio Ferroni e anche lavorai con Duccio Tessari negli Eroi. Poi feci anche un film western, il mio ultimo film western, facevo un personaggio che si chiamava Corano. La notte dei diavoli, un film di Giorgio Ferroni, che aveva fatto un film western con Giuliano Gemma anche. E Giorgio Ferroni è un personaggio, non c'è più ovviamente, già allora è un uomo molto anziano, curiosissimo come regista, un caso unico credo, perché era sordo. Cioè lui sentiva pochissimo, quasi nulla, e non credo usasse apparecchi acustici, almeno nel film che ho fatto io con lui. Però credo che nessun regista controllava il ritmo e la recitazione come lui, perché ti beccava quando rallentavi o in modo straordinario, cioè ti sentiva, c'è niente da fare. E quindi era interessante questa cosa qui. Un toscano, un vecchio signore toscano molto elegante, molto così, un personaggio. E il film La notte dei diavoli era un film tratto da un racconto di Tolstoi, eh, il cui titolo non ricordo, da una novella di Tolstoi. Ed era quindi una storia dell'Ottocento ambientata ai giorni nostri, è una storia di vampiri, una storia curiosa, e stranamente nel cinema italiano, come nella letteratura, non c'è la dimensione fantastica. È una eccezione, è entrata la dimensione fantastica con film western, perché era tutto metaforico, si raccontava qualcosa raccontando altro, ma non c'è la dimensione fantastica. Film sui fantasmi non se ne sono mai fatti, in Italia fantasmi a Roma, ma è una cosa curiosissima, caso unico, cioè la dimensione, la terza dimensione, l'altra dimensione, una dimensione paranormale, non esiste. Lo diceva la grande scrittrice Anna Maria Ortese, che diceva che anche gli animali non parlano. C'è solo un raro film curioso, Il principe e la ballerina di un regista, io ci ho fatto un film, peccato che non mi viene il nome adesso immediatamente, ci ho fatto Leon Viola. Sì, io ho fatto con lui La notte e i Macista è l'uomo più forte del mondo. Ecco, quella era la dimensione un po' fantastorica, così. Ma in abiti moderni il fantasma non esiste. Ecco che Ferroni fa un film, certo, perché esce, non dico come imitazione, ma sulla scia della Notte dei morti viventi, eccetera, ma è qualcosa d'altro della Notte dei morti viventi. È un cult, venne qui la Channel 4,
un canale televisivo importante, inglese, a farmi un'intervista proprio partendo da questo film. È un cult, insomma. E quindi era curioso fare questo film su questi personaggi che vengono dall'aldilà, queste dimensioni strane, no? Ero il protagonista in quel film e mi offrì anche una buona occasione di interpretazione perché era un personaggio che alla fine impazzisce, un uomo normale che capita in una situazione stranissima in un incidente di macchina, l'automobile gli si ferma in un bosco, va a cercare soccorso e capita in una casa stranissima con personaggi che parlano di spiriti, vede delle cose strane e quindi capita in un ambiente così dove ci sono i fantasmi che poi invece arriveranno in carne ed ossa, no? Dall'aldilà. Con l'Agostina Belli. Ecco, è un film, mi piacque farlo perché il personaggio aveva una gamma abbastanza ampia, era un personaggio che io non avevo mai fatto, era un positivo con un risvolto di follia per cui diventa assassino, ma perché è dentro un delirio. Nicola. Nicola. Ma come? Non mi riconosci? Sono Zdenka. No! 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 Lasciatemi! Lasciatemi! È curioso il fatto che io abbia interpretato dei personaggi ambigui con una doppia faccia. Non so per quale ragione, a me divertono molto. I personaggi negativi e ambigui ovviamente sono dei personaggi che hanno una loro intelligenza, perché per mentire bisogna avere una struttura mentale particolare e quindi più articolata, il doppio fondo. Tutti i personaggi hanno un inconscio, hanno un doppio fondo, ma ci sono alcuni personaggi che questo doppio fondo è conosciuto dal pubblico e quindi è conosciuto dal pubblico ma non dai personaggi all'interno della storia. Quindi l'attore che interpreta un ruolo, quando dialogano con i personaggi che vivono con lui nella storia, ha un aspetto e l'altro magari lo rivela solo a se stesso in qualche monologo o lo rivela in dialoghi con altri personaggi, ma comunque ci sono personaggi che non leggono questa ambiguità, il pubblico la legge, quindi lavorare su questo doppio registro è affascinante. Perché mi chiamano a fare questo? Non lo so. Probabilmente l'aspetto dell'ambiguità esisterà in me o certi registi la vedono così. Io penso che un uomo di bell'aspetto nel cinema in genere italiano insomma nel cinema italiano, tranne che nei film western, non c'è il personaggio dell'eroe che viene mitizzato, che insomma non c'è molto, non c'è mito nel cinema italiano, c'è verismo, realismo. Mentre nel cinema americano adesso incominciano ad esserci dei personaggi, delle storie in cui c'è anche un po' qualche cosa di mitico, o un aspetto che non è puramente realistico, è verista, c'è un'altra dimensione. E allora il personaggio piacevole, il bello cosiddetto, o l'ex bello, o l'uomo handsome, come dicono gli inglesi, non viene accettato per tale, perché se fa il positivo è un po' troppo.
Allora, dietro l'aspetto piacevole, spesso il cinema italiano vuol mostrare qualche cosa di spiacevole, cioè un misto di bello e brutto, aspetto piacevole, anima sgradevole.